Carabinieri, smantellata una centrale di spaccio in via Manina a Conegliano, centinaia di dosi per giovani e insospettabili professionisti. Il plauso dei residenti, eravamo sotto assedio. Sicurezza a Treviso, Conte chiama il ministro dopo le sue frasi sulla delinquenza minorile, nessuna polemica con me o con la città. Intanto gli esercenti di via Roma soddisfatti dopo il maxi controllo, ma non basta, servono eventi per i giovani. Delitto di Margherita Ceschini, il grande accusatore Joel Lorenzo domani sarà in aula per testimoniare contro i complici, un'udienza ad alta tensione. Omicidio di Frescada nel pomeriggio in Obitorio al Cafoncello, il commiato al 66enne ucciso dall'amica che ospitava, il ricordo degli amici, una persona generosa. Nel giorno dei dazi USA viaggio tra le colline del Prosecco che temono il contraccolpo economico e dal sindaco di Valdobbiadene nell'appello Trump venga a trovarci. Elastico nella pasta della mensa alle elementari Marco Polo di Villorba, il sindaco incontra i vertici di Dussman, avviate tutte le verifiche necessarie a far luce sull'accaduto, la dichiarazione congiunta, faremo rapidamente chiarezza. La polizia locale di Maserata stanga 4 ecovandali per abbandono di rifiuti, uno di questi incassato dalla letterina della figlia Babbo Natale che si trova tra i sacchi di immondizia. Nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, porta aperta a Visnadello in uno dei pochi centri diurni della provincia interamente dedicato alle persone affette da questa sindrome. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Partiamo proprio dalla provincia, da Conegliano, professionisti, imprenditori, giovani e anziani. Questo è l'identikit dei clienti del bazar della droga di via Manin, divenuta una vera e propria centrale dello spaccio. Arrestata una 33enne ghanese, centinaia le dosi di cocaina ed eroina pronte per la vendita. L'operazione dei carabinieri. Dietro la porta di questa cantina c'era un vero e proprio bazar dello spaccio, centinaia di dosi già pronte destinate a una platea variegata, dalla meglio gioventù coneglianese a insospettabili imprenditori e professionisti, un giro diventato un vortice, stroncato nell'arco di una mattinata dai carabinieri accanto alle unità cinofile di Torreglia e del comando della polizia locale, e questo dopo un'articolata attività di indagine coordinata dalla procura trevigiana. Decine di uomini hanno prima messo in sicurezza l'area di via Manin, da sempre quadrante caldo della città, poi sulla base di un decreto di perquisizione hanno passato a setaccio l'intero condominio, abitato per lo più da famiglie di origine africana, a loro volta spettatrici della fiorente attività di spaccio, arrivata al culmine tra dicembre e la fine di marzo. Lei vedeva movimenti strani? Cioè c'era gente che girava? Sì, la gente girava, sì. Gira qua sempre avanti e trio, ma per questo carabinieri viene controllato noi. Alla fine è stata arrestata una donna ghanese di 33 anni, residente al piano terra. Era lei che smerciava la polvere bianca con estrema disinvoltura. Sotto sequestro 180 dosi di cocaina, 189 di eroina, 39 tra marijuana e hashish, oltre a materiale di confezionamento, bilancini di precisione e ben 47.500 euro in contanti. Si cercano 2 uomini, 2 complici, per questo le indagini non sono affatto chiuse. È stato veramente incredibile l'intervento che è stato fatto, sollecitato da tempo dai residenti, però la cosa bella è stato il lavoro sotterraneo che è stato fatto fino all'intervento di ieri mattina. È una serie di indagini che fatte in silenzio, tra l'altro, ma fatte in maniera scrupolosa. La collaborazione, dice Chiesa, è stata generale. Qualche residente al momento del blitz avrebbe anche applaudito i militari come segno liberatorio dopo mesi di assedio. Noi tra l'altro avevamo incontrato anche io stesso i residenti, ho chiesto di portare un po' di pazienza perché questi interventi vanno fatti solo dopo aver fatto uno studio approfondito in modo da poter colpire al cuore lo spaccio e non solamente magari l'ultimo tassello che è quello meno importante per bloccare questo tipo di spaccio che non ci piace avere in città. Era ora, dicono i residenti di via Manin, come ha ricordato nel servizio qualcuno di loro ha anche applaudito i carabinieri dalla finestra. Io ho applaudito da subito la mattina, però insomma penso non sono uscita perché faceva un po' di paura tutta questa cosa e tutto questo movimento. Credo che sia stato quantomeno un sollievo per chiunque, quindi chi abita in queste zone, in questi appartamenti. Questa zona insomma è un po' sotto assedio da questo punto di vista, problemi di sicurezza. Sì, è sempre stata un po'
non dico il Bronx, ma insomma è un po' a rischio. È un sospiro di sollievo corale quello di Via Manina dopo il maxi blitz dei carabinieri contro lo spaccio. I residenti sono soddisfatti, ma c'è paura a mostrarsi in volto, c'è il timore di ritorsioni. 22 anni che sono qua, sì, assolutamente. Speriamo li abbiano estirpati perché era ora, che questa è feccia pura perché insomma i nostri ragazzi non devono essere sempre contaminati da questo spaccio che è ormai alla base della gioventù, insomma, ecco. Dalle case, dalle finestre emerge l'identikit del cliente abituale, la fredda legge della domanda e dell'offerta. Dalle 7 del mattino a notte inoltrata, sempre costantemente, sempre, tutti i giorni a qualsiasi ora. Gente del posto, professionisti, chi è che viene in questa centrale dello spaccio? Di tutto, da chi ne ha a chi non ne ha, da giovani a vecchi, di qualsiasi misura. A parlare sono anche i vicini di casa della spacciatrice ghanese arrestata, che sarebbero totalmente estranei alla vicenda. Io non ho visto, ma non so se tanto droga, non l'ho visto, perché quando io sopra ho visto lei, polizia, è fatto via. Questa non lo sai niente più. È lui pensioni. Lui pensioni. Sì, quindi voi non avete nulla a che fare con questo giro? No, io questa non mi piace, no. Anche non fuma, no, niente, mai. Quindi lei con la droga non ha niente? No, fumare anche niente. Sicurezza a Treviso con il sindaco Conte, che ha chiamato in queste ore il ministro Nordio dopo le sue dichiarazioni in audizione alla commissione Segre, dove parlando dell'aumento della criminalità tra i giovanissimi aveva tirato in ballo il caso di Treviso. Nella mia Treviso, che era una delle città più tranquille del mondo, in quest'ultimo anno sono schizzati esponenzialmente, cioè sono aumentati del 400% quei piccoli reati, antipatici reati di bullismo, di vandalismo, di baby gang, eccetera. In queste ore mi sono sentito proprio col ministro Nordio, che non aveva alcuna intenzione di attaccare il sindaco, evidenziare un problema della città, ha voluto aprire una riflessione su scala nazionale sul tema del disagio giovanile, che va affrontato con determinazione, con forza dell'ordine, ma anche con progetti scolastici e sociali. Dopo le dichiarazioni del ministro della Giustizia Nordio durante l'audizione in commissione Segre sull'aumento degli episodi di microcriminalità compiuti da giovanissimi nelle città, citando Treviso, il sindaco Conte ha deciso di chiamare il guardasigilli per un confronto. Il ministro Nordio ha parlato del fenomeno delle baby gang a livello nazionale, citando come esempio anche la tranquilla Treviso, che ha visto un incremento del 400% dei reati legati alle baby gang. Dire 400% è certamente un modo ridondante e importante di affermare un problema. Dire che siamo passati da 10 reati a 40 è una cosa diversa, pur corrispondendo al 400%. Tra questi 40, tra l'altro, c'è il furto delle cuffie, il furto delle scarpe o il furto della bicicletta. Quindi sono temi gravi che vanno affrontati con serietà e rispetto, ma che non devono assolutamente allarmare. A Treviso si sta lavorando seriamente per affrontare questo problema, lo testimonia l'operazione delle ultime ore dei carabinieri in via Roma, ma anche, sottolinea il primo cittadino, con le diverse iniziative messe in atto dalle forze dell'ordine negli ultimi mesi. Parallelamente a questo, continua, stiamo intervenendo nelle scuole. Polemiche che non esistono, che non ci sono, perché l'intento del ministro era quello di dire che il fenomeno delle baby gang sta interessando tutte le città italiane, anche quelle che in questo momento risultano più tranquille, e l'esempio che ha citato è ovviamente la sua città. E oggi in questura a Treviso ho presentato il nuovo dirigente della divisione anticrimine. Non sono baby gang, ma sono gruppi di ragazzi che si trovano assieme non sapendo dove girare e fanno grumo. È questo il problema. Non chiamatele baby gang, almeno in via Roma. L'indicazione arriva da alcuni residenti che ieri hanno assistito all'operazione di controllo in loco da parte dei carabinieri con il supporto dell'elicottero. Pensavamo a qualcosa di più specifico, non so, una rapina, perché c'è stata un'operazione, l'elicottero è stato su per ore. Un'operazione che per i negozianti della zona sta dando risultati. Però dopo questi controlli lei si sente più sicuro?
Sì, più ce ne sono e più penso la gente in generale si senta sicura. È stato sicuramente utile subito anche nell'immediato. Vediamo adesso come manterrà nei prossimi giorni, ma secondo me è stato mandato un messaggio forte che sicuramente avrà i suoi frutti. Ma non tutti sono d'accordo che qui le baby gang non esistono. Le vediamo e se ne sente sempre parlare. Qua diciamo è una zona calda, però so che anche in molte altre zone della città ci sono problemi come in questa zona, quindi non è più un problema legato alla stazione via Roma, è un problema che sta espandendo sempre di più, quindi sì, è da, diciamo, tenere la guardia alta se si vogliono evitare episodi spiacevoli. Però accanto al controllo e alla repressione, per chi vive su questa parte di Treviso bisogna pensare al recupero culturale di questi ragazzi. Non è giusto effettuare troppa repressione perché comunque ci sono dei problemi legati ovviamente al problema culturale. Sicuramente è un processo lungo. Dovrebbero anche creare un posto per questi giovani, perché senza un posto dove stare è normale che si ritrovano qua a fare tutti dei gay. E i genitori dovrebbero stargli più dietro a questi bambini perché sono persi. Anche loro non sanno cosa fare, perché comunque sono bambini tra i 13 anni e i 17 anni, quindi non sanno il pericolo e i problemi che ci sono, quindi loro girano comunque, non si fanno problemi della polizia. Il servizio che avete appena visto, avrete capito, era relativo alle reazioni di commercianti e residenti di via Roma dopo il blitz dei carabinieri di cui parlava anche il sindaco Conte nel precedente servizio. Allora adesso invece conosciamo il nuovo dirigente della divisione anticrimine presentato oggi in questura Treviso. Di sicuro l'esperienza professionale maturata sino ad oggi, non solo a Verona ma anche in altre province, mi ha aiutato, essendo stata un'attività investigativa, a comprendere i fenomeni criminali. L'esperienza di capo della squadra mobile di Verona al servizio della prevenzione del crimine nella Marca. Questa è la nuova missione per il primo dirigente Francesco Garcea, a quasi 20 anni dalla sua entrata in polizia. Un'esperienza nelle volanti a Verbania, poi nella squadra mobile di Pavia, dove negli 8 anni di servizio ha affrontato tra rapine e omicidi diversi casi di cronaca nera. Poi il passaggio a Monza e a seguire a Verona. Tutto questo che ho potuto apprendere cercherò di riutilizzarlo come visione dei fenomeni anche nel nuovo incarico qui a Treviso, che ha una forma differente, un'attività di natura preventiva e non repressiva, ma comunque molto affine a quello fatto sino ad oggi. Esperienza a tutto campo anche nel fenomeno baby gang, conosciuto da tempo nel veronese e per questo già suddiviso tra malavita organizzata e semplice delinquenza giovanile. Lì effettivamente il fenomeno era, come abbiamo detto sino ad oggi, complesso. Quindi in quel caso, risalente ad alcuni anni fa, effettivamente c'era una strutturazione. In moltissimi altri casi effettivamente invece abbiamo, come dire, queste unioni spontanee di soggetti che possono avere manifestare una certa devianza sociale, ma che di sicuro non hanno un'organizzazione alla base. Avevano messo a segno una rapina nel negozio di abbigliamento di Alessandra Petrin nel cuore di Treviso lo scorso 7 settembre. Tra i ladri una 28enne e 2 minorenni. La banda aveva rubato con violenza alla titolare il portafoglio con la somma di 150 euro che lei teneva all'interno di uno zainetto. I tre poi erano fuggiti lasciando nella disperazione sotto shock la vittima. L'avevano accerchiata impedendole di muoversi e spinta verso il camerino. La maggiorenne è stata rinviata a giudizio per rapina aggravata dall'aver commesso il fatto in 3 persone avvalendosi di 2 minorenni. Samantha Alilovic, nomade residente di Montebelluna, pluripregiudicata, andrà a processo a giugno. Per i 2 minorenni procederà il Tribunale dei minori di Venezia. Delitto di Margherita Ceschin, il grande accusatore Joel Lorenzo in aula domani per testimoniare contro i complici, un'udienza ad alta tensione. Sarà in aula per ribadire nomi, ruoli e date dell'omicidio di Margherita Ceschin. Joel Lorenzo, 26 anni, che ha già parlato davanti al pubblico ministero, ora dovrà raccontare nuovamente tutto in questa nuova udienza davanti alla Corte d'Assise. Saranno presenti anche Matteo Garcia, 30 anni, soprannominato Molongo, difeso dall'avvocato Mauro Serpico. Lui è accusato di essere il killer di Margherita Ceschin, la pensionata 72enne uccisa nella sua abitazione a Conegliano.
Sergio Lorenzo, inchiodato come il palo della banda, e colui che avrebbe organizzato tutto, e l'intermediario che avrebbe un ruolo meno definito, Guzman. Sul banco degli imputati anche la ragazza di Joel, Candy Maria Rodriguez. Non sarà presente Enzo Lorenzon, l'ex marito della vittima, accusato di essere il mandante del feroce delitto, difeso dall'avvocato Fabio Crea. È uno dei punti, degli snodi nevralgici del processo, è il primo, al momento l'unico imputato, meglio coimputato, che ha indicato una responsabilità nei confronti degli altri imputati, per cui certamente c'è particolare attesa per le sue dichiarazioni, che al momento ha fatto solo davanti al pubblico ministero. Un'udienza ad alta tensione. Joel, secondo i legali, avrebbe ricevuto delle minacce da qualcuno in lingua spagnola. Per ora nessuno degli altri imputati ha deciso di parlare. Solo Lorenzon, il presunto mandante, ora in casa di riposo per motivi di salute, potrebbe raccontare la sua verità. Sicuramente il signor Lorenzon farà delle dichiarazioni, cerchiamo di capire le modalità migliori per farlo, tenuto conto delle sue condizioni di salute. Certamente le faremo dopo la testimonianza di Joel. Joel ha deciso, appena estradato in Italia, di raccontare tutto, perché si è detto pentito, ha anche scritto una lettera di scuse al fratello della Ceschin. Delitto di Frescada, questo pomeriggio il commiato alla vittima Mauro Pereni. I familiari e gli amici hanno voluto salutare Mauro Pereni, il 66enne ucciso con una coltellata al cuore da Barbara Mazzariol, la donna che lui aveva accolto nella sua casa. Una cerimonia mesta presso l'obitorio di Treviso. Lui, che era una persona riservata ma anche disponibile verso gli altri. Un amico lo ricorda così. Vorremmo ricordarlo come per quello che era, un amico prima di tutto, una persona generosa, una persona conviviale, perché quando ci trovavamo era sempre festa e lui ce lo ricorderemo così. Per la morte di Mauro Pereni, in carcere la Mazzariol, 56 anni, è accusata di omicidio, anche se lei ha sempre detto di averlo colpito nel tentativo di difendersi. Entrambi avevano dei segni sul corpo, graffi e chimosi, che potrebbero far pensare ad una lite violenta fra i due, poi terminata nel sangue. L'omicidio è avvenuto nella cucina della casa dell'uomo a Frescada di Preganziol. Lei, per il momento, non ha ancora voluto dire nulla davanti ai magistrati, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. A ricordare Mauro Pereni, il papà Stelvio, i fratelli Danilo ed Alessandro e gli amici che lo hanno salutato nell'ultimo viaggio. La sua vita costellata di momenti difficili, dicono gli amici, ma lui aveva sempre una parola buona per tutti, capace di sorridere ed essere disponibile. Cosa sia accaduto quel terribile giorno quando è stato accoltellato lo potrà spiegare solo la 56enne, solo lei potrà dire il motivo del litigio che l'ha portata ad ucciderlo. Elastico nella pasta della mensa scolastica. Questa mattina il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, in visita alla scuola Marco Polo, ha incontrato i vertici di Dusman, ai quali ha ribadito la necessità di fare chiarezza sull'accaduto, richiesta condivisa con la dirigenza dell'istituto comprensivo. Da parte di Dusman c'è stata massima disponibilità su questo. A fronte di questa segnalazione ci siamo immediatamente attivati per avviare tutte le verifiche necessarie finalizzate a far luce sull'accaduto, dichiarano congiuntamente il sindaco Soligo e il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Villorba e Povegliano, Michele Giannini. Le verifiche sono tuttora in corso, è necessario fare chiarezza quanto prima a tutela della salute degli studenti, che per tutti è l'assoluta priorità. Non si tratta di un atto di accusa, ma della necessità di fare piena e rapida chiarezza. Dal sacco dei regali al sacco dei rifiuti, la letterina Babbo Natale incastra un ecovandalo a Macerata. Un'innocua letterina Babbo Natale diventa il biglietto da visita per l'identità dell'ecovandalo. Un episodio verificatosi durante le festività natalizie che hanno portato in queste settimane la polizia locale di Macerata a chiudere il cerchio sul responsabile dell'abbandono di rifiuti lungo una stradina sterrata, via del Montello, laterale della Postumia romana. Ecovandalo incastrato da letterina della figlia gettata tra l'immondizia, che ha portato gli agenti dritti all'indirizzo di casa. Niente regali, ma una multa da 180 euro, un vero e proprio boomerang per il papà ecovandalo. Come lui, individuati nelle ultime settimane anche altri 3 responsabili dell'abbandono di rifiuti sempre nella stessa zona. I primi 2 traditi dalle loro stesse mani, o più precisamente dagli scontrini del supermercato e della farmacia trovati nei sacchi, mentre il terzo è stato segnalato da un passante. Per tutti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica. Dazzi, l'ansia corre tra i filari del Prosecco. Anche Valdobbiadene ne guarda le mosse della Casa Bianca. Dal sindaco appello al presidente Trump. Non
non so se sono titolato a fare appelli al Presidente degli Stati Uniti, ma una provocazione sicuramente sì. Venga sulle nostre colline, venga a conoscerci, venga a vedere la fatica dell'uomo e l'ospitalità che abbiamo. Dal Colle di San Floriano l'invito parte alla volta della Casa Bianca, destinatario quel Donald Trump che sta tenendo con il fiato sospeso intere filiere produttive, compresa quella del vino e quindi del prosecco. A Valdobbiade, nella guerra in corso sui dazi, affare serio, serissimo. Del resto i numeri parlano chiaro. Su 10.000 abitanti avere 650 aziende agricole è un numero che parla da sé. Poi abbiamo un centinaio di strutture ricettive e una cinquantina di strutture ristorative. Basta farsi un giro in piazza per capire che raramente Valdobbiade e Washington sono state così vicine. Questione globale per un effetto locale. Il vino noi lo esportiamo, ne esportiamo davvero tanto e quindi sicuramente sarebbe un problema. Vediamo come si evolve la situazione. C'è tanto interesse, tanta apprensione anche. Alfiero Bonora, da decenni nel settore, chi rischia di più, dice, sono i piccoli, soprattutto se i grandi nomi abbasseranno i prezzi per continuare a competere. Fortunatamente noi viviamo in un territorio dove la DOCG comunque la tuteliamo con quella G che garantisce un po' l'origine del prodotto. Però nonostante ciò, voglio dire, una battaglia già sui prezzi non va bene perché fa morire le piccole realtà che messi insieme hanno fatto la storia anche di questo nettare, diciamo, che si chiama Prosecco. Scongiurare l'effetto domino, questa è la speranza non solo di Valdobbiadene. I dazi di Trump sono un problema non solo per il Prosecco, i dazi di Trump sono un problema per tutta l'economia italiana prima di tutto ed europea, quindi dovremo reagire in qualche maniera, credo che la von der Leyen si dovrà fare, spero. Sicuro, devono fare retromarcia. Grazie. Altrimenti questi bei vigneti qua, la produzione qua ci rimette. Anno scolastico 2025-2026, reso noto dalla Giunta regionale il calendario approvato nell'ultima seduta. Prima a Campanella, mercoledì 10 settembre. Le lezioni si chiuderanno sabato 6 giugno per le scuole di primo e secondo grado, sabato 27 giugno per le scuole dell'infanzia. 205 giorni di lezione per le scuole primarie e secondarie e 223 per i piccoli dell'infanzia. Se gli eventi sportivi richiedessero chiusure particolari, il provvedimento prevede modalità di recupero apposite per le scuole della provincia di Belluno, dove, lo sappiamo, si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Nei giorni scorsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noti i requisiti necessari per accedere all'esame di maturità. Fondamentale sarà il giudizio sul comportamento. Nel caso lo studente riporti in sede di scrutinio finale una valutazione inferiore a 6 decimi, non sarà ammesso. Se invece la valutazione del comportamento sarà pari a 6 decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva. Abbiamo sentito i cittadini che sono d'accordo con la scelta del Ministro. E glielo dico com'è che sono studente e com'è che sono insegnante. Voto in condotta è fondamentale per la nostra civiltà, per la nostra educazione, per tutto. Anche rispetto ad altre materie. Anche rispetto alle altre materie, sì. L'educazione è fondamentale, in tutte le civiltà si studia questo. È importante perché così almeno se sei una persona educata, una persona brava, c'è anche a scuola, devi rendere. Prima di tutto la condotta, dopo tutto il resto viene da sé. È una cosa buona secondo me perché per i ragazzi giovani è un buon insegnamento. Io ai miei figli insegno sempre, anche se sono piccolini, prima ti devi comportare bene e poi studiare, sempre studiare. È giusto così, se no viene fuori un futuro delinquente. Guarda, lo dico chiaro e tondo, perché i ragazzi adesso si sono viziati tutti quanti, perché la famiglia può fare tanto, ma dovrebbe fare di più, e specialmente anche la scuola, insegnare l'educazione civica che manca completamente. La premessa andare bene in condotta, secondo me, non può prescindere. Sì, concordo. Pienamente, sì. Essere buoni cittadini vale prima, insomma, poi magari uno si fa nella vita. Sì, una cultura te la puoi sempre fare. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Eccoci in diretta. 2 aprile si celebra oggi la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, porte aperte a Visnadello, in uno dei pochi centri diurni della provincia interamente dedicato alle persone affette da questa sindrome, donato a Fondazione Oltre il Labirinto da un'azienda agricola del territorio. Un lungo tavolo, un divano, attrezzi per lo sport, libri e giochi da tavolo, una cucina, 200 metri quadri dedicati a ragazzi e ragazze affetti da autismo. 8 al momento quelli accolti in uno dei pochissimi centri diurni della Marca totalmente dedicati a questa sindrome. Si va dai 2 anni del più piccolo ospite ai 35 del più grande, 5 invece quelli coinvolti nel progetto di un appartamento dove coltivare forme di autonomia. Fondazione Oltre il Labirinto, che segue un centinaio di famiglie, ha aperto le porte del centro per far conoscere le diverse attività organizzate. Noi seguiamo quei ragazzi che sono invisibili, quelli di cui nessuno parla, sono ragazzi a basso funzionamento per lo più o a medio, che non si sposeranno, non guideranno una macchina, non andranno in giro per il mondo se non accompagnati. Certo, si lavora sulle autonomie, però sappiamo anche nel progetto di Casa Indi, che è proprio la casa che stiamo sviluppando per loro, per 5 ragazzi, dovranno essere sempre seguiti. In questa giornata qui a Visnadello è stato un continuo via vai di famiglie alle quali i volontari di Oltre il Labirinto hanno illustrato le attività svolte dai ragazzi, impegnati in lavoretti anche nei vicini campi agricoli, così come per conto di altre aziende. Poi nel pomeriggio un piccolo gruppo si sposta nell'appartamento di Mignagola, dove cucina e condivide momenti insieme. Per noi famiglie, dice Paganessi, la giornata dell'autismo non è solo il 2 aprile. Ci auguriamo che serva a qualcosa, a parlare dell'autismo in modo corretto. Bisogna dire che negli ultimi anni è stato fatto. Per una vera e propria inclusione però la strada da percorrere è ancora lunga. La campagna europea Autism Europe, di cui la Fondazione è membro, si pone proprio come obiettivo quello di mantenere i riflettori puntati sulle persone affette da autismo e sulle loro famiglie. Non solo dei ragazzi, lo dico anche da genitore, anche delle famiglie che sono abbandonate. Si parla di caregiver, ma in tutta onestà si parla e si parla. In arrivo il terzo progetto di co-housing di Terra Libera Tutti. La nuova casa ospiterà 6 adulti con grave forma di autismo. Intanto l'Associazione di Promozione Sociale della Marca presenta il progetto Scambio. Una casa dove vivere e invecchiare, una casa dove prendersi cura di sé e degli altri. Terra Libera Tutti, associazione di promozione sociale nata nel 2018, ha già aperto 2 co-housing. Nel Trevigiano in una casa abitano 6 uomini con disabilità, nella seconda 4 donne. Una scommessa vinta. All'orizzonte c'è un altro traguardo, Casa Boschi nel comune di Scorzè, che ospiterà il progetto di vita di 6 giovani uomini autistici. Tutte le famiglie con disabilità vivono un momento drammatico quando finisce la scuola, e quindi tutto quello che è il supporto appunto alle persone con disabilità dentro il contesto scolastico e dentro, insomma, alla minore età, e poi rischia di veramente esserci una landa desolata fatta di servizi, e allora si comincia a fare un lavoro per avere un orizzonte di vita indipendente, di scelta, di autonomia, che in questo caso va fatta pian piano, va fatto con la famiglia, con i servizi, va strutturato. Una vita che riguarda non solo i ragazzi, gli adulti, ma anche le loro famiglie e una comunità. Per questi Terra Libera Tutti, insieme ad altre 3 associazioni, lancia il progetto Scambio, che coinvolge 11 comuni della Marca trevigiana. Questo che vogliamo proporre, l'inclusione non solo tra le realtà sociali, ma aprirlo ai territori, quello è un po' il nostro focus. È stata una sinergia tra il Centro Servizi di Volontariato, e sono coinvolti e partecipano 4 realtà del territorio. Oltre a Terra Libera Tutti c'è l'associazione Polaris di Silea, l'associazione Volontari La Realtà e l'associazione Famiglie Giallo Sole. Incontri, workshop, gite, eventi ricreativi e vacanze inclusive. 80 donne e uomini con disabilità coinvolti, 200 i familiari, 70 i volontari e almeno 150 cittadini. Un progetto che ha ottenuto un finanziamento, ma che non vuole essere solo una cometa, ma la prima pietra di un solido progetto contro la marginalità. Quello che vogliamo proporre è che di non costruire relazioni solo all'interno di quel mondo sociale che già si conosce, quindi tra persone con disabilità, volontari, associazioni, ma di aprirci al territorio.
Le frecce tricolori a Distrana per un volo di addestramento fuori sede che precede l'inizio della stagione delle manifestazioni aeree. Le frecce tricolori hanno volato oggi sui cieli della sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare. La pattuglia ha effettuato il tradizionale programma di manovre acrobatiche con cui da sempre entusiasma e regala emozioni al pubblico che in Italia e all'estero affolla le località sedi delle manifestazioni aeree in cui è presente la PAN. Per la speciale giornata presenti in aeroporto autorità militari e civili a suggellare il legame delle istituzioni e della comunità locale con il 51esimo stormo, comandato dal colonnello pilota Fabio De Luca e l'aeronautica militare. Siamo alle notizie da Belluno e provincia. Una tremenda notizia ha scosso nella giornata di ieri la comunità di Sedico dopo la morte di Enrico Moretti, 51 anni, è iniziata a circolare nel primo pomeriggio. Moretti, amministratore delegato della Moretti Interiors, era al volante della sua Audi finita contro un camion lungo la A26 nei pressi della diramazione Predosa Bettole. Le cause dell'incidente accaduto intorno alle 8 del mattino sono da accertare. L'impatto è stato fatale all'imprenditore bellunese che sarebbe morto sul colpo. Moretti stava raggiungendo Monte Carlo dove si trova una filiale dell'azienda specializzata nella realizzazione di arredi di lusso e soluzioni per hotel e negozi. Enrico Moretti lascia la moglie e 2 figli ventenni. Facevano base a Udine dove sono stati arrestati 3 kosovari ritenuti responsabili del tentato furto al bancomat della filiale di San Pietro di Cadore della Volksbank. Il GIP oggi ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Gli atti passano alla Procura di Belluno per competenza territoriale. Il giudice per le indagini preliminari di Udine, Roberta Paviotti, ha convalidato l'arresto di 3 cittadini kosovari eseguito tra il 29 e il 30 marzo dai carabinieri del comando provinciale di Udine in collaborazione con i militari di Tolmezzo e Bolzano. Gli arrestati di 43, 38 e 37 anni risultano residenti in Germania, Austria e Kosovo e a loro carico pendono diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Per loro l'accusa è di tentato furto aggravato avvenuto a San Pietro di Cadore nel Bellunese, dove nella stessa notte avrebbero tentato di scassinare la cassaforte dello sportello bancomat di una filiale di Volksbank. Il colpo però non è andato a buon fine, dal momento che pur avendo danneggiato la struttura non sono riusciti a portar via il denaro contenuto nella cassaforte. I 3 facevano base a Udine e alloggiavano in un bed and breakfast nei pressi della stazione ferroviaria, da dove si spostavano per i raid delinquenziali a bordo di 2 autovetture con targa svizzera e austriaca. Dopo il tentativo di furto, al rientro in albergo, i malviventi hanno trovato ad attenderli i carabinieri. Sottoposti a perquisizione sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, rice trasmittenti, un coltello con lama lunga e una somma di 3.000 euro in contanti, tutto sottoposto a sequestro. Arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Via Spalato. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, inviando gli atti alla Procura di Belluno, competente per il luogo dove è stato commesso il reato. L'operazione è il frutto della collaborazione tra i carabinieri di diverse regioni, che permette di individuare e intercettare le bande dei cosiddetti ladri trasfertisti. Trasporto pubblico locale, la misura è colma per gli abitanti delle terre alte. Da ieri Dolomiti Bus ha cancellato le corse domenicali della linea Santo Stefano-San Candido. La notizia fra capo e collo è arrivata il 1° di aprile, per un po' si è pensato a una burla, invece no, è tutto drammaticamente vero. Dolomiti Bus ha cancellato le corse domenicali della linea Santo Stefano-San Candido, una sberla, l'ennesima assestata ai residenti delle terre alte, a cui già nei giorni feriali l'azienda di trasporto pubblico locale ha tolto le forze e in alcuni casi anche il sonno. E così è toccato ancora una volta al presidente di Giovani e Futuro, Luca Frescura, vergare una missiva di fuoco e di fiamme indirizzata ai vertici di Dolomiti Bus. Abbiamo voluto chiedere a Dolomiti Bus di riconsiderare da subito le proprie decisioni perché è l'ulteriore inaccettabile taglio ad un servizio fondamentale. Anche le modifiche di orario alla linea 34 hanno comportato disagi. Frescura ha portato l'esempio degli studenti che vivono a Casado o a Costa Lissoio, che per raggiungere la scuola a Santo Stefano dovranno partire da casa un'ora prima solo per compiere una distanza di 3 chilometri. Io credo che debba esserci una presa di coscienza da parte di Dolomiti Bus, ma anche da parte della provincia, per mettere fine a questi continui disservizi e trovare una soluzione per garantire ai cittadini di poter usufruire di questo importante servizio. Tagliare le corse e modificare gli orari è certo
certamente la strada più facile, scrive Luca Frescura a Dolomiti Bus, ma, prosegue, dietro ai numeri e alle statistiche ci sono persone in carne e ossa, cittadini che hanno il diritto di usufruire del trasporto pubblico sempre e i giorni festivi non fanno eccezione. Ci sono tutta una serie di diritti che sono collegati, il diritto alla salute, abbiamo raccolto la storia di una persona che non è riuscita ad arrivare all'ospedale, il diritto all'istruzione e anche il diritto al lavoro. Abbiamo incontrato proprio in municipio ad Anta dei lavoratori che sono costretti a chiedere permessi, a cambiare gli orari di lavoro per cercare di sopperire a questo servizio che purtroppo non funziona. Basterà? L'ennesima presa di posizione forte e decisa di Giovani e Futuro non risponde né a interessi di partito né di movimento. Vogliamo solo risposte concrete ai problemi della vita quotidiana, la chiosa di Luca Frescura. Siete fiduciosi su una risposta di Dolomiti Bus? Sinceramente no, però continueremo a lavorare e non molleremo. E sempre in tema di disservizi del trasporto pubblico, stamattina la corsa sostitutiva delle 6:30 della tratta ferroviaria Calalzo-Ponte nelle Alpi non è arrivata e una decina di persone, prevalentemente studenti, hanno rischiato di non poter prendere il treno diretto in pianura che parte dalla stazione di Ponte nelle Alpi. È stato solo grazie alla disponibilità del sindaco di Calalzo, Luca Fantone, e di un altro cittadino che hanno messo a disposizione le rispettive auto che i ragazzi sono riusciti a non perdere la coincidenza. Le famiglie dei ragazzi hanno protestato perché in Cadore nessuno aveva avvisato dell'interruzione del servizio ferroviario in una giornata clou per chi si reca al lavoro a Belluno e a Longarone o in pianura per raggiungere le sedi di studio. Tutto questo quando ormai manca meno di un anno alle Olimpiadi invernali. L'Assemblea dei Sindaci ha approvato le 4 proposte progettuali della provincia a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti 2019-2027, focus su residenzialità e viabilità, a cui Palazzo Piloni ha voluto dare una risposta importante prevedendo investimenti per oltre 8 milioni di euro. Sulla viabilità in particolare la provincia intende investire 5 milioni di euro per potenziare attraverso la manutenzione e la messa in sicurezza la rete viaria e garantirne la percorribilità e la sicurezza. Quanto al turismo, i sindaci hanno approvato proposte che hanno un valore di 2 milioni e mezzo per azioni di marketing territoriale che sarà sviluppato grazie all'evento olimpico e paralimpico Milano Cortina 2026. Successo di pubblico alla Casa delle Arti di Belluno per la prima dello spettacolo Pesce Cane, un'esperienza teatrale unica di inclusione per persone affette da autismo. Vorrei vivere la gioia ogni giorno. Una grande gioia che trova il suo posto, i dispiaceri cancellati, una felicità da morirne. Si inizia dalla fine per fare sintesi di un turbinio di emozione mista a commozione, per provare a raccontare dal desk il successo dello spettacolo Pesce Cane, esito del laboratorio Il Teatro delle Emozioni condotto alla Casa delle Arti di Belluno da Daniela Nicosia e Labros Mangheras di Tibba Teatro, un progetto in-out realizzato da Società Nuova, sostenuto dall'Ulse Dolomiti nell'ambito della programmazione regionale di interventi dedicati al benessere e alla qualità della vita delle persone affette da autismo. Sul palco Eleonora, Alessandro, Paolo, Alessandro, Francesco. È stato uno spettacolo significativo perché ha fatto capire che non bisogna mai dare per scontato le cose felici della vita, dare sempre la giusta importanza e il giusto valore. Insomma, un messaggio meraviglioso. Pesce Cane è un dialogo umano tra la bellezza e la creatività delle persone in tutte le loro sfaccettature, una metafora per raccontare qualcosa di latente a cui non si riesce a dare un nome, ma che può assalire all'improvviso ognuno di noi e modificarne qualità e aspirazioni di vita. Un patto di fiducia, basato sul rispetto reciproco, sul rispetto dei limiti di ognuno di noi, delle follie di ognuno di noi. 40 ore di laboratorio a partire dallo scorso novembre per sperimentare e sviluppare competenze e pratiche teatrali in un contesto inclusivo. Questa diventa una casa dove può accogliere e condividere esperienze. E secondo me nel nostro territorio un luogo del genere, il nostro territorio ne ha proprio bisogno. Dal palco spazio di libertà alla platea omaggiata del dono prezioso di una esperienza unica, perché non tutto il teatro è necessario, questo sicuramente sì. È stato bello perché così abbiamo raccontato un po' di noi stessi nel teatro. Io
Io prima vi lascio però alla sigla, le previsioni del tempo, e poi vi ricordo alle 21:30 la seconda semifinale della Coppa del Re. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.